Dici Andrea Palladio e pensi alle 24 ville del Veneto riportate nell'elenco dell'UNESCO, magari anche a quell'altra decina di edifici non compresi in quell'elenco. In realtà Palladio, nome che è lo pseudonimo di Andrea Di Pietro della Gondola, è stato un architetto teorico dell'architettura e scenografo italiano del Rinascimento, considerato una delle personalità più influenti nella storia dell'architettura occidentale. Ma Palladio ha influenzato anche lo sviluppo culturale e territoriale del Veneto. Persino i paesaggi, i territori, l'agricoltura intesa come forma di sviluppo economico della nostra regione sono stati influenzati dal grande architetto. Un curioso connubio quello fra Palladio e l'agricoltura che verrà svelato domani sera a San Martino di Lupari per iniziativa della regione con il vicepresidente Marino Zorzato. Le sue ville, spiega il direttore di Palladio Museum, Guido Beltramini, non sono mai state usate come luoghi di villeggiatura. Le famiglie ricche veneziane avevano capito che il futuro stava nell'agricoltura e per questo si trasferivano per lunghi periodi in campagna per seguire da vicino la coltivazione dei campi. Ecco perché Palladio ideò queste splendide ville, perché i ricchi non vivessero in semplici fattorie, ma in case da sogno che diventeranno quasi le prime fabbriche sul territorio veneto.